Soligo. Lunga notte di terrore per un 70enne di Cavarzere, picchiato e rapinato da un trio di banditi dell'Est Europa. In casa anche la madre 95enne, a sua volta minacciata dai criminali. E in paese ora serpeggia la paura tra i residenti. Negli ultimi anni sono arrivati centinaia di stranieri, non ci sentiamo sicuri e nessuno ci protegge. Una 37enne thailandese morta di tubercolosi all'ospedale civile di Venezia, attivate dall'ULSS 3 le procedure di controllo e profilassi su chiunque sia entrato in contatto con lei. Oggi a Roma è il primo giorno del nuovo Parlamento anche con i neoeletti veneti, ancora stallo sulle nomine dei presidenti di Camera e Senato, con i veneti Fraccaro e Casellati alla finestra, ma forse più lontani. Il sindaco Brugnaro applaude il ricorso del governo contro il referendum separatista e lancia un duro attacco ai comitati incompetenti con idee fuori dalla storia. Nuova linea di vaporetti in arrivo dal 29 marzo, si chiamerà Uno Barrato. In Canal Grande un vaporetto ogni 4 minuti, potenziati anche i collegamenti con le isole. 11 senza tetto hanno trovato lavoro e altrettanti hanno deciso di tornare in patria dopo l'incontro con i servizi sociali veneziani durante l'inverno appena concluso. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati. L'edizione veneziana dei nostri telegiornali che si apre andando a Cavarzere per raccontare la paura vissuta da una 95enne e dal figlio 70enne in balia di banditi armati. Ecco poi dove chi si entraio lì. Ah, la frecco. Notte di terrore per due anziani, la mamma 95enne e il figlio di 70, aggrediti mentre dormivano e rapinati da 5 banditi con accento dell'est, secondo quanto raccontato dalla donna, nella loro casa di Viaggiare Inferiori a Rottanova, frazione di Cavarzere, un luogo molto isolato. I rapinatori avrebbero lasciato l'auto qui sopra, proprio lungo l'argine, per poi scendere a piedi da questa stradina per non fare rumore ed entrare nell'abitazione dei signori Moschino, rompendo violentemente la finestra. Nessuno dei vicini ha sentito nulla. E non so buono dimenticare i ulli e i botti che aveva qua in casa. Sentiva il potere urlare, mio figlio. Sentia quando mi diceva basta, se vede che gli dava i voti perché gli dava i pedali qua e stamattina gli diceva ma è così. Una volta in casa un uomo è entrato nella stanza della signora tappandole la bocca, un altro è andato dal figlio Mario mentre uno rovistava ovunque, due fuori facevano da palo. Stai calma che vedrai che non succede niente. Dicevano. Mi diceva, succede sì, ma se tu non mi dai quello che ti dico, tu guarda Guido, se mi permetti che non tocchi mio figlio ancora, dico, avevo tutte e due fede, se proprio qui è oro che non è no, avevo queste Guido, una è nato, questa è mio marito, questa è mia. Io ho detto no. Era una roba la catenina che aveva la foto del mio marito. Foto scattata nel giorno del loro 60° anniversario e che ora non c'è più. Poi i contanti, circa 3.000, nascosti in un cassetto per le emergenze, mentre il figlio, tentando di reagire, è stato colpito. Gli avevo dato una botta in sua testa e qua perdeva molto sangue. Con cosa? Con la pistola? Con la pistola, sì, ma non era di quella là, come si chiama, salve, no? E dopo si è fatto male un ginocchio perché ieri sì, saltare fuori per la finestra e si è fatto male perché voleva andare a chiamare aiuto fuori e invece non poteva andare fuori, ma gli era tanto confuso, non poteva perché fuori mi erano altri due che io aspettava. Un incubo, anche perché i ladri erano già entrati in casa qualche giorno prima, una vicenda su cui i carabinieri stanno tentando di far luce. E ovviamente in paese intanto serpeggia la paura, soprattutto tra gli anziani. Oggi come oggi sui piccoli paesi si vive così, col terrore, con la paura. Abbiamo una certa età ma non siamo più tranquilli, non siamo sicuri a casa nostra, insomma, ecco. Le forze dell'ordine non possono, più di tanto non possono fare, perciò noi non possiamo difenderci perché come facciamo? Non si può. Loro sì
fanno tutto quello che vogliono, ma noi no. Siamo meno protetti dagli stranieri, quello è vero. Loro non guardano in faccia se sei giovane, vecchia o cosa. Vanno per un compito e lo svolgono, basta. C'è rabbia a Rottanova dopo la rapina nel cuore della notte ai 2 anziani, ma anche rassegnazione. Siamo circondati della delinquenza, perché abbiamo di tutto qua. Abbiamo bianchi, neri, kosovari, rumeni, abbiamo di tutto. Prima non era così, adesso hanno cominciato a dare dalle famiglie a gente anziana, perché qui è un paese di anziani, non è un paese di giovani. E se ne approfittano, perché vanno dappertutto, rubano, maltrattano la gente, fanno di tutto. Qualcuno poi racconta. Noi qua abbiamo i nomadi, abbiamo tre e siamo protetti dai nomadi. Qua non fanno niente, 3 campi, 3 gruppi, no? Quanti ce n'è? Sono Rom, nomadi Rom. E poi ci sono i giustrai, qui sono un po' cattivetti, i giustrai sono cattivi, non possiamo dire niente. Adesso invece parliamo dell'intervento che hanno fatto oggi vigili del fuoco per recuperare la salma, il cadavere di un 27enne trovata nei pressi di via Calvecchia a San Donà di Piave. È ancora giallo sulle cause della morte. Non sarebbero stati individuati segnali tali da ipotizzare una morte causata da terzi, ma ovviamente gli accertamenti sono ancora in corso. L'allarme è stato lanciato alle 14:30. Sul posto i vigili del fuoco per il recupero e la salma si trovava riversa in un canaletto. Potrebbe trattarsi di un gesto estremo, ma come detto bisognerà accertarlo. Si tratta di un 27enne che era scomparso la sera prima, c'era stata una denuncia da parte dei familiari. È invece certo ciò che ha ucciso purtroppo una 37enne di origini thailandesi che faceva la cameriera a Venezia. È stata la tubercolosi, per la quale è stata ricoverata da qualche giorno in ospedale, e così è scattata la profilassi. Una cameriera 37enne di origine thailandese è morta all'ospedale civile di Venezia il 18 marzo per una tubercolosi, diagnosticata dopo che da tempo lamentava tosse e forti malesseri. Preoccupato perché non le passava, il marito, cuoco in un locale di Rialto, si è così rivolto ai medici. Per la donna però non c'è stato nulla da fare. Dopo il ricovero nel reparto malattie infettive, gli sforzi dei sanitari si sono rivelati vani. Da quanto ricostruito, la vittima non avrebbe effettuato viaggi di recente in madrepatria, ma il virus della tubercolosi avrebbe periodi di incubazione anche di anni prima di venire allo scoperto. L'azienda sanitaria ha diramato un comunicato stampa in cui si legge: già nelle scorse settimane, note le condizioni della paziente, i servizi di igiene pubblica hanno messo in atto le procedure di controllo e profilassi sui contatti, secondo i protocolli previsti per questa patologia specifica, che peraltro si può diffondere solo a seguito di contatti ripetuti e non superficiali. Ogni verifica necessaria è stata svolta, si conclude, e il monitoraggio prosegue come da prassi. I funerali della 37enne sono stati celebrati giovedì a Venezia. Le ceneri torneranno nel suo paese natale, la Thailandia. Dalla cronaca alla trasporto in laguna, novità importante perché aumentano i battelli in Canal Grande con il nuovo orario estivo di ACTV. Una nuova linea di vaporetti, l'Uno Barrato, percorrerà il Canal Grande dal 29 marzo dalle 9 alle 17 di ogni giorno, con partenze ogni 12 minuti nella tratta Piazzale Roma Rialto e fermate a ferrovie a Riva di Biasio, San Marcuola, San Stae, Cadoro e Rialto Mercato. Una decisione presa da Comune ACTV per garantire battelli meno affollati, soprattutto ai residenti, tradizionali utenti della linea 1. Vale la pena forse riassumere il tutto dicendo che con la prossima estate in Canal Grande sulla tratta Piazzale Roma Rialto ci sarà mediamente un battello ogni 4 minuti e sulla tratta Rialto San Marco ci sarà un battello ogni 6 minuti. Ma le novità del nuovo orario estivo di ACTV non finiscono qui. Anche le altre modifiche vanno in direzione di migliorare la qualità negli spostamenti per i residenti, collegando più frequentemente la città con le isole. Non possiamo e non dobbiamo assolutamente trascurare le altre 2 novità importanti, che sono quelle che tengono alla linea 6, che verrà portata anche di giorno festivo, e la linea 3 per Murano, che verrà portata, la cui frequenza verrà portata da 20 minuti attuali a 15 minuti per aggiungere servizio all'isola di Murano.
Nel pomeriggio saranno poi organizzate delle corse di rinforzo sulla tratta San Marco-Piazzale Roma attraverso il canale della Giudecca, che scatteranno solo quando verranno registrati particolari condizioni di affollamento, nel tentativo di evitare sovrapposizioni tra residenti e pendolari. Novità che costeranno alla CTV intorno al €1.000.000, pari a 5,5 mila ore in più di navigazione all'anno, ottenute tramite razionalizzazioni della spesa interne alla compagnia, senza alcun finanziamento aggiuntivo da Cafarsetti. Presente alla presentazione della nuova linea di ACTV era anche il sindaco Luigi Brugnaro, che è tornato sulla questione del referendum separazione Venezia e Mestre, plaudendo al ricorso del governo contro il governo e attaccando duramente i comitati. Continuare a parlare di separazione di fronte invece alla prospettiva nel mondo dove le città diventano più grandi, più corpose, dove riescono a fare massa critica sui temi della green, della difesa dell'ambiente eccetera, ma secondo voi lo facciamo a piccoletti. L'idea di una separazione tra Venezia e Mestre è quanto di più antistorico si sia mai sentito per il sindaco Luigi Brugnaro, secondo cui i due comuni divisi avrebbero un peso politico trascurabile e dunque possibilità molto ridotte di tutelare i propri interessi. Sei il sindaco che telefona, allora io chiamo Minniti e gli dico guarda che abbiamo bisogno di uomini su via Piave, ti risponde e porta gli uomini via Piave, cioè ti telefono, sono il sindaco del Mestre, mettiti in attesa e quando è libero parla con l'usciere, perché questo funziona, cioè politicamente perdiamo tutto quello che abbiamo, ma ci vuole tanto a capirlo, cioè penso di no. Brugnaro applaude il ricorso del governo alla Corte Costituzionale, un tema tecnico prima che politico, sostiene, perché da quando sono state istituite le città metropolitane la procedura su cui si sono raccolte le firme è diventata illegittima. Gli amici referendari hanno organizzato un referendum prima che intervenisse la legge, perché l'hanno fatto con delle regole di prima, legittimo. Tanti hanno firmato, perché uno non firma un referendum, lo firma perché ne abbiamo già fatti 5, perché non farne un altro ancora. Continuiamo a fare queste cose. È intervenuta la legge, io ho detto guardate che dal punto di vista giuridico non sta in piedi. 80 anni di compensazioni tra Venezia e Mestre sarebbero cancellate con un colpo di spugna da un eventuale voto favorevole, prevede poi il sindaco, dando luogo a litigi infiniti. Non sappiamo neppure a chi resterebbe il casinò o chi pagherebbe i costi esorbitanti della raccolta di rifiuti in centro storico, insostenibili se non distribuiti. Questo va detto anche ai ragazzi, ai ragazzini che stanno a scuola, eccetera, loro non votano, ma ci stiamo costruendo una specie di disastro così tanto per fare. I separatisti, conclude, dovrebbero quindi smetterla di offendersi e di offendere di fronte alla verità. La loro è una proposta illegittima e antistorica. Hanno, se posso dirla tutta, fatto già un danno ai cittadini di Venezia, perché hanno ovviamente distratto sindaco e giunta per una parte, comunque per occuparsi di sta roba. Cioè questo è un dato di fatto oggettivo, magari potevo portare qualche investimento in più. Credo che questo sia già un danno alla città. Ed ora andiamo a Roma perché oggi è stato il primo giorno del nuovo Parlamento, anche con i neoeletto veneti, una giornata caratterizzata dallo stallo sulle nomine dei presidenti delle Camere. Come sappiamo in ballo ci sono anche dei nomi veneti, una situazione in evoluzione di ora in ora. Poiché nessun deputato ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei componenti, la Camera, prescritta dall'articolo 4, comma 2 del regolamento, sarà necessario procedere ad una nuova votazione. Il giorno delle schede bianche, il giorno dello stallo e delle strategie, ma anche il giorno in cui la nuova legislatura prende vita. Roma, Palazzo Madama e Montecitorio. Il Parlamento nato dal voto del 4 marzo si insedia e la truppa dei veneti si fa spazio, tra esordienti e veterani, in un emiciclo con diverse istantanee. La più importante è il blocco sui nomi dei presidenti di Camera e Senato, perché Forza Italia non vuole rinunciare a Paolo Romani, ma il Movimento 5 Stelle ha posto il veto e tutto riparte da zero. In mezzo i veneti Riccardo Fraccaro, grillino dato in polvere Montecitorio, ed Elisabetta Casellati, forzista che sembrava vicina alla guida del Senato. E invece, con il passare delle ore si fa avanti anche l'ipotesi che se Forza Italia insisterà con il nome di Paolo Romani e il PD invece indicherà il nome di Luigi Zanda, i 5 Stelle potrebbero votare per l'esponente Dem nella quarta votazione a Palazzo Madama, dove è previsto il ballottaggio tra i due esponenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Riunioni e vertici a sprombattuto, il duello a distanza è tutto tra Pentastellati e Forza Italia. C'è una certa resistenza, non voglio lanciare accuse, però vedo che c'è una certa resistenza a considerarci l'ago della bilancia. Come dire, chi mette i veti preventivi ne paga anche le conseguenze. E poi altre istantanee, la prima volta dei due Matteo, Salvini e Renzi al Senato, è una situazione speculare e paradossale. Umberto Bossi che stringe la mano a Renzi e Matteo Salvini che ignora Umberto Bossi a 2 passi da lui. Su tutto, in attesa di colpi di scena e risoluzioni, una certezza la dà l'ex capo dello Stato napolitano dando il via alla legislatura.
uno schiaffo al PD sul senso del voto. E queste reazioni hanno mostrato quanto poco avesse convinto l'autoesaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni da governi e da partiti di maggioranza. Colpo di scena, dicevamo, il colpo di scena è arrivato nelle ultime ore, è arrivato da chi forse Forza Italia non se lo aspettava, cioè dalla Lega, dagli alleati, perché ha lanciato il nome Matteo Salvini di Anna Maria Bernini per il Senato. Sappiamo che era una delle figure in poll insieme alla veneta Casellati per il Senato, ma Forza Italia insisteva su Romani e quindi il voto della Lega su Bernini, dice Salvini, è un modo per uscire da questo pantano, perché la Bernini è un nome che potrebbe andare bene anche al Movimento 5 Stelle. Questo però ha fatto infuriare Forza Italia e c'è una dichiarazione del 18:49 di Berlusconi che dice: i voti della Lega a Bernini rompono la coalizione perché smascherano il progetto del governo Lega Movimento 5 Stelle. Quindi parole pesanti, vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Di certo c'è questo attacco duro di Berlusconi alla Lega. Intanto sul fronte politico, ma sul fronte europeo, una stangata in arrivo dai Bruxelles sui fondi finora erogati nella nostra regione, i fondi europei. A rischio oltre 1 miliardo di euro di risorse per l'economia. L'allarme del Presidente del Consiglio regionale Ciambetti. Aria di tagli per il Veneto nel futuro quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, che secondo annunci della Commissione vedrà una drastica riduzione dei fondi sociali e di quelli per lo sviluppo regionale nelle zone più produttive del continente. A rischio per il nostro territorio 764 milioni di euro dal programma operativo regionale e altri 800 dalle risorse per le politiche agricole. Ridurre questi finanziamenti sarebbe un errore madornale, sostiene il Presidente del Consiglio Veneto Roberto Ciambetti, che è volato a Bruxelles per provare a far cambiare idea ai commissari europei. Se fermiamo le locomotive d'Europa, le locomotive dei vari paesi, tutti quanti ne hanno a perdere. Noi con i fondi di sviluppo regionale abbiamo fatto iniziative per le attività produttive, per lo sviluppo anche della pubblica amministrazione, per iniziative che vanno nei singoli comuni, che hanno arricchito il territorio, hanno dato miglior qualità della vita ai cittadini e hanno permesso alle imprese di essere competitivi in un momento anche di crisi. Se andiamo a togliere benzina alle locomotive d'Europa, ci rimette tutta l'Europa. La strada imboccata dalla Commissione Juncker, sostiene Ciambetti, forse soddisfa l'elite e i grandi potentati, le multinazionali e gli apparati burocratici, ma penalizza i cittadini, le famiglie e le piccole e medie imprese. Se vogliono far crescere il malcontento verso l'Unione Europea, sono sulla strada giusta. Ricordiamoci che le autonomie locali, la sussidiarietà, il valore appunto anche dell'impegno delle regioni e delle città era alla base dei trattati europei. Noi difendiamo questo tipo di valori. Noi vogliamo un'Europa che funzioni verso il basso, non un'Europa che arrivi solo con direttive non sempre chiarissime o con iniziative che vanno a impedire l'attività e lo sviluppo sul territorio. Quindi l'Europa dei fondi di sviluppo regionale, le attività di coesione, le cose che hanno funzionato facciamole funzionare ancora. Adesso la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornale di Venezia. 11 senza tetto hanno trovato lavoro e altrettanti hanno deciso di tornare in patria dopo l'incontro con i servizi sociali veneziani durante l'inverno appena concluso. Concluso l'inverno è tempo di bilanci per il servizio di assistenza ai senza dimora del Comune di Venezia. Abbiamo ampliato il servizio con l'urgenza territoriale del freddo e quindi siamo arrivati nelle notti di picco massimo a 45 persone, una media di 35 persone per notte, in più rispetto all'utenza giornaliera media normale. La gestione dell'emergenza ha visto quest'anno alcune novità rispetto al passato. Al precedente sistema, in cui le persone venivano raccolte ogni sera da un pulmino che passava alla stazione e portate al dormitorio, si è sostituito quello a prenotazione. I senza dimora si presentano la mattina alla casa dell'ospitalità e prenotano un posto letto per la sera. Un sistema nuovo che ha consentito di togliere dalla stazione il punto di raccolta e quindi con le difficoltà di promiscuità tra spaccio, presenze ingombranti, balordi e quant'altro, per concentrarsi sui veri bisognosi. Ma la novità principale riguarda un cambio di prospettiva nelle finalità del servizio. L'idea non è tanto offrire coperte, offrire posti letto, ma far sì che le persone che sono su strada oggi possano invece alzarsi con le loro gambe e uscire da questa situazione. Nei 100 giorni di attività del progetto Emergenza Inverno sono stati assegnati complessivamente 3.561 posti letto a 181 diverse persone, oltre alle 700 coperte distribuite tra chi ha preferito dormire in strada. Significativo anche il dato dei rimpatri.
11 persone che sono passate per questo servizio sono state convinte che forse era il caso di tornare in patria, perché qui non c'avevano niente da fare fondamentalmente, e quindi in patria avevano più possibilità magari di riuscire nella vita. Quindi 11 persone abbandoneranno questa città per tornare nei paesi d'origine. È tutto da Venezia, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Sarà un sabato caratterizzato dal bel tempo prevalente su tutte le nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio del 24 marzo. Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori, non sono previste piogge, ampio soleggiamento ovunque, tuttavia con qualche addensamento, ma del tutto innocuo. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le minime saranno comprese tra lo 0 e i 5 gradi, valori massimi in aumento oscillanti tra i 7 e i 12 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, anche sulla nostra regione sarà bel tempo, prevalenza di sole ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime comprese invece tra 10 e 12 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, cielo molto nuvoloso sui settori meridionali ma senza piogge, ma più spazi soleggiati altrove. Le temperature minime saranno comprese tra 5 e 7 gradi, massime tra 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.